Buongiorno bellissimi, giorno 110, ci sono un paio di cose che vi devo raccontare. Allora, ci siamo fermati in Bilbao per ben 3 notti, abbiamo riposato un po' e il primo giorno ho incontrato Michel, un amico che ho conosciuto in Irlanda e che è originario e cresciuto nei Paesi Baschi. È venuto da un paese non troppo vicino a trovarmi e mi ha fatto provare alcune specialità della zona, in particolare il carpaccio e il fancarong, che sono un pesce e una carne tipica di questa zona. Il pesce non mi è piaciuto troppo, non mi sapeva di molto. La carne invece era buonissima, si scioglieva in bocca. Poi ho fatto degli aggiustamenti alla camicia, come vedete non ci sono i buchi e adesso faccio una pausa perché c'è rumore. Ecco, e insomma ho cucito la camicia, ho richiuso tutti i buchi, anche quelli sulla schiena giganteschi, creando delle toppe con parti della camicia stessa, e ho avuto un po' di difficoltà anche perché a un certo punto ho terminato il filo e nel negozio vicino non ne ho trovato, quindi ho utilizzato del filo interdentale che ha fatto il suo. E infine l'ultima notizia, quella più importante e anche un po' più triste, diciamo, più sentita. Come potete notare, Marta non c'è, è tornata a casa e non è successo nulla tra noi, state tranquillissimi, non è una questione di litigio di coppia, è solo una questione fisica. Semplicemente dopo 50 giorni e esattamente 1000 km superati, il suo fisico non ce la faceva più. Era da qualche giorno che le sue ginocchia le facevano molto male e facevano anche dei clock un po' preoccupanti, la schiena le faceva male quando dormiva, insomma non riusciva a riposare bene e quindi la situazione stava un po' peggiorando. E allora ha deciso, e secondo me ha fatto bene, ha deciso di tornare a casa. Credo che anch'io, se dovessi rischiare le mie ginocchia, diciamo a lungo termine, sarei disposto a fermare il viaggio e tornare a casa. Certo, è un'impresa importante per me, un obiettivo importante, ma non ho intenzione di rimetterci la salute, quindi al massimo mi alleno meglio e lo rifaccio un'altra volta. Quindi sono contento che possa tornare a casa, che adesso è già arrivata a casa, ha preso un aereo, è arrivata ieri sera, tutto bene, sana e salva. Ora se ne sta a Parigi e riposa un po', tra un po' la rivediamo. Intanto adesso continuiamo, ci mancano circa 700 km a Finisterre o a Santiago, forse 700 a Santiago, 800 a Finisterre. In ogni caso oggi ripartiamo con il fresco, doveva piovere ma non ha piovuto, zero, l'uragano non si è visto. Oggi c'è una minuscola nebbiolina, qualche gocciolina nell'aria, ma niente di grave, e anzi è perfetto per camminare. Quindi vediamo di ripartire alla grande. Allora, anche questo percorso sulla montagna in realtà non fa parte esattamente del cammino di Santiago de Compostela, ma fa parte di quella linea rossa che dovrebbe essere in Francia, la Grande Randonnée, non so come si chiama in spagnolo, e che comunque segue molto la direzione del cammino. Però tipo adesso, anche se il dislivello ovviamente è molto superiore, mi andava più comodo seguire questa piuttosto che fare tutto il giro della città per raggiungere il cammino classico, diciamo quello principale. E la vista è bellissima, da qua si può vedere veramente Bilbao in tutta la sua ampiezza. Che vista.
ma non c'è scritto niente al riguardo. Comunque la vista è senza dubbio molto interessante. Allora, mi sono distratto un attimo a fare dei vocali per scrivere il libro di questo viaggio e invece di prendere la svolta che mi avrebbe portato sul sentiero giusto, ho continuato dritto e adesso devo tagliare un po' giù dritto per dritto sulla montagna, anche in mezzo a queste signore che mi guardano in modo strano. Non so io se le mucche possono diventare aggressive. Ciao signore mucche, posso passare? Sono belle, ma fanno un po' impressione perché sono belle e grosse. E poi hanno quei cornoni. Cioè io dico, se una si spaventa e ti dà un colpo, qua mi ribalto fino alla strada. Questa invece mi sembra già un po' più tonta. Ok, siamo passati, non è successo niente. Però mi hanno fatto un po' impressione i loro sguardi. Non so se erano incuriosite perché non passa mai nessuno di qua o se erano infastidite. C'è una rete. Ah, ok. Il sentiero sembra proseguire di là. Ho sudato un po'. Il sentiero era molto ripido, molto scivoloso, molto stretto e poco battuto. Sono contento di esserne uscito e mi sa che adesso farò più attenzione a dove vado perché non è che se non c'è Marta posso finire in mezzo alle montagne e ai boschi. Devo comunque tenere un po' d'occhio la mappa. Però sono sicuro che lei non avrebbe molto apprezzato questa deviazione. Ore 12 abbiamo ritrovato il cammino un po' asfaltato. Ore 12:30 e siamo a Zerbena. Sono le 12:30, siamo a Zerbena. È proprio un piccolo paesino, ma ha una bellissima spiaggia molto ampia, un po' deserta. Mi sa che anche qua è un posto legato molto al surf, notando le statue. E adesso credo che faremo una pausa pranzo. Ieri ho preparato della pasta, quindi mangeremo pasta con tonno. E ho anche il formaggio grattugiato ancora. E ho anche comprato una scatola di olive per poterci mettere dentro la pasta. Che altro invece? È 1:10 e ripartiamo. Oggi la temperatura è fantastica, ci sono 22-23 gradi, c'è anche un bel venticello e il sole non picchia, quindi direi che posso proseguire senza paura di un'insolazione. Allora, dai colori di questo ponte direi che non sono ancora uscito dai Paesi Baschi, perché bianco, rosso e verde sono esattamente i colori della bandiera basca. Ma chissà, forse è un po' più in là. Wow. Ore 2:30, siamo quasi nel paesino di Onton, dove potrei mangiare un altro po' di pasta con ton. Ok, sono quasi le 3 e credo di aver sbagliato strada perché... Ah no, eccola! Sono su una provinciale ma c'è ancora la conchiglia. Non c'è neanche il bordo stradale, mi sembra strano. Eppure i segnali stradali dicono che è giusto e non credo che indichi la casa. Ma
È vero che non è trafficata perché c'è l'autostrada qua sotto e qua non ho visto macchine, però che bello, guardate che vista che c'è. Quello che raggiungiamo tra poco si chiama Castro Urdiales, dovremo giusto attraversarlo. E stavo ragionando sul fatto che questa strada non mi sembra così male, ma non mi sembra neanche l'ideale per il cammino. Però ho pensato che esiste anche la versione ciclabile del Cammino di Santiago, quindi forse per sbaglio sono entrato in quella ciclabile. Mi sembra molto più un'opzione per le biciclette questa che per i piedi. Cioè, non so se mi spiego. Che meraviglia! Ma non so, non mi convince troppo. Qui corrono anche abbastanzina ed è ancora più sottile il bordo stradale. Ore 4 meno un quarto sono finalmente uscito da quella stradaccia e sono di nuovo nella natura. Sono contento. Comunque si sente tanto l'assenza di Marta. È proprio un cambiamento estremamente radicale. È molto più di impatto di quando invece è comparsa. Quindi il passare dal viaggio in solitaria al viaggio in coppia è stato un cambiamento importante, ma non così traumatico. Invece cambiare dal viaggio in coppia al viaggio nuovamente in solitario, quello sì, cioè proprio si sente tantissimo la differenza. Castro Urdiales! Andiamo a mangiare dello yogurt. Ore 4:30 e siamo a Castro Urdiales. Il tempo sta cambiando, si stanno avvicinando dei nuvoloni neri, ma il meteo non mette pioggia, quindi chissà. Comunque ho un sacco di voglia di trovare un alimentare e comprare dello yogurt e fare una bella merenda, ma ho anche visto in lontananza una chiesa che, se non sbaglio, si chiama Chiesa di Santa Maria dell'Assunzione immagino. E niente, direi che andiamo a pregare per tutti i disoccupati. Ah, guardate, una bella cartina che ci spiega che siamo esattamente qui. E capiamo anche che abbiamo superato i Paesi Baschi. Ora siamo in Cantabria, da Onton più o meno. E questo è ancora più divertente perché la chiesa hanno dovuto piegare il cartello, se no non indicava giusto. E ho letto che questa chiesa è del XIII secolo. Bello, bello, non so se è più bella la chiesa o la scogliera sotto di essa. Eccoli là, il Castillo de Santa Ana e il faro del Castillo de Santa Ana.
bello, bello, molto bene. Adesso andiamo laggiù a cercare lo yogurt. Ho preso anche 2 banane e comunque sono le 5:30, adesso ripartiamo. Vediamo se riesco a fare ancora qualche chilometro e vediamo se riesco a fare ancora qualche chilometro e a trovare un punto carino dove mettere la tenda. Ma prima la tanto agognata pausa yogurt. In realtà ho preso una mousse di cioccolato e notizia tristissima per me, ho perso cucchiaio e forchetta. Mi sa che li ho dimenticati là di quella spiaggia col surfista, dove ho mangiato la pasta, sulla panchina. È ancora abbastanza presto, perché comunque il sole tramonta alle 8:15 circa e sono le 6:30, 7 meno un quarto. Inizio ad essere stanchetto, ho fatto circa 33 km per adesso, però non sto trovando niente, nessun posticino dove fermarmi a dormire. Quindi niente, continuiamo. Mal che vada arriviamo prima a Santiago, così ritroviamo presto Marta. E invece mi sa che ho trovato un posticino perfetto. Top! Penso che ci metteremo proprio lì. Abbiamo fatto 34 km e è stata una giornata abbastanza strana perché non ho incontrato nessuno, proprio zero contatti umani. E proprio il giorno in cui è partita Marta è stato veramente una giornata in solitaria, ma al 100%. È un topolino. E ciao, è un cricetino. Ciao. Niente. Anche lui è andato a casa. È tornato il mio amico. È il mio amichetto. Topolino, no, non scappare. Non ti faccio niente. Non ti faccio nulla. Ah, ma mi sa che la tana è proprio qua. Vediamo. Gli lascio un po' di pasta con tanto di grana padano italiano. Ciao a tutti gli amici italiani, un saluto dalla Spagna, dal Cammino del Norte.